blocco di AstraZeneca e le poche dosi di vaccino Pfizer mandano in tilt il piano vaccinale in Calabria. L'ASP di Cosenza chiede 13.000 fiale ma ne arrivano 5.800. In Calabria i conti non tornano tra dosi consegnate e inoculate, è l'unica regione nella quale la differenza è del 30%. Preoccupa l'aumento dei positivi in Calabria, oggi sono 311, 4 le vittime, Visignano e Cariati dichiarate zone rosse. Il sindaco di Acri è preoccupato per l'aumento dei numeri del contagio e attiva una serie di misure per proteggere la città, scuole chiuse e assembramenti multati. Il 25% del personale della motorizzazione è risultato positivo al Covid, uffici chiusi a Cosenza per la sanificazione, ma cresce la preoccupazione. I commercianti, affatto contenti della misura adottata dal governo, temono per le loro aziende. È la mazzata definitiva, dicono. Nell'anticipo pomeridiano di Serie B, il Cosenza non va oltre il pari al Marulla col Vicenza. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati con questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di vaccini perché dopo lo stop ad AstraZeneca che ha causato una brusca frenata proprio nella campagna vaccinale, tutto fermo in attesa di novità lì dove si stava somministrando proprio l'antidoto aglo-svedese. Prosegue la campagna anche sugli over 80, ma le dosi di Pfizer a disposizione da oggi termineranno molto presto. In provincia di Cosenza la fornitura settimanale è inferiore alle 6.000 dosi, restano oltre 20.000 anziani over 80 da vaccinare. La campagna vaccinale giocoforza rallenta. La sospensione del vaccino AstraZeneca è un brutto colpo per il piano nazionale che stava per essere avviato. In questi giorni e fino all'eventuale sblocco delle inoculazioni del preparato anglo-svedese, giovedì prossimo potrebbe essere il giorno cruciale, si dovrà puntare tutto sull'antidoto americano Pfizer e sulle poche dosi di Moderna se saranno rese nuovamente disponibili. Intanto, lì dove si stava procedendo la vaccinazione del personale scolastico e delle forze dell'ordine, è tutto fermo in attesa di novità. Vaccinazioni con AstraZeneca sospese nel presidio vaccinale militare di Vagliolise, ieri le ultime 140 dosi inoculate ai docenti, poi lo stop imposto dall'AIFA. Nelle tende dell'esercito sono state vaccinate 800 persone che nei prossimi mesi dovranno, o meglio a questo punto dovrebbero, ricevere la seconda dose. Il presidio, ormai riconvertito da ospedale da campo a centro vaccinale, è al momento in stand-by. Così come i punti di vaccinazione allestiti all'Unical, presso il centro sanitario e l'Aula Magna. Qui, prima dello stop, sono state inoculate più di 1.000 dosi, poco meno del 50% di quelle previste per coprire il personale in servizio nell'Ateneo. Prosegue invece con regolarità la campagna vaccinale dei soggetti fragili afferenti all'Annunziata. E si continua a vaccinare con le dosi del vaccino Pfizer all'interno dell'ospedale dell'Annunziata, a ritmo di 20 soggetti al giorno. Circa 1.000 dosi sono state destinate al nosocomio Bruzio, serviranno a vaccinare i pazienti estremamente fragili in cura presso i reparti e quelli provenienti da altre strutture previa presentazione di una relazione redatta dal proprio medico curante. Meno di 6.000 le dosi ricevute dall'ASP di Cosenza questa mattina, meno della metà di quelle richieste e necessarie per vaccinare rapidamente la popolazione over 80. Rimangono più di 20.000 anziani sul territorio provinciale di Cosenza. Sottraendo le 1.000 destinate all'Annunziata e le dosi da riservare alla seconda inoculazione, restano davvero poche fiale. Oggi, presso l'USCA di Cosenza, saranno vaccinate 60 persone. Le dosi rimanenti sono state distribuite sul territorio, 270 a Casali del Manco, uno dei comuni dove si sta vaccinando. Gli over 80 sono 544. Fino a venerdì si coprirà metà della popolazione appartenente alla fascia d'età più sensibile. Qualcuno oggi si è tirato indietro, ma la maggioranza ha fatto come Matilde, scegliendo di vaccinarsi per poter riabbracciare in sicurezza figli e nipoti. E intanto la notizia è che arriveranno nella tarda serata a Cosenza i vaccini prodotti da Moderna, i furgoni dello SDA, Corriere di Poste Italiane, attrezzati proprio con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna le dosi e successivamente procederanno alla distribuzione sul territorio raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Castrovillari, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Portosalvo. E dopo
Dopo lo stop appunto del vaccino AstraZeneca, il servizio di farmacovigilanza dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza è stato bersagliato da telefonate, tante le segnalazioni dopo l'inoculazione delle fiale, ma rassicura la dottoressa Rosanna Ritacca, responsabile del servizio, nessuna reazione grave. Le file in attesa del vaccino dei giorni scorsi si sono trasformate in telefonate centinaia per il servizio di farmacovigilanza dell'ospedale di Cosenza. Ci sono state quelle che vengono definite reazioni avverse? Le reazioni ci sono state, ma almeno per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Cosenza e quelle che mi sono pervenute, sono sia per il vaccino Pfizer che per il vaccino AstraZeneca, da un punto di vista qualitativo perfettamente sovrapponibili, e sono state nella maggior parte dei casi tutte di lieve entità e sono quelle previste dai foglietti illustrativi. C'è stato qualche caso clinicamente rilevante ma che si è risolto senza nessun postumo, non c'è stato nulla di particolarmente grave o rilevante. Nel merito, circa 1000 le dosi inoculate all'Università della Calabria, 900 all'ospedale da campo, allerta massima da ieri dopo lo stop al vaccino AstraZeneca. La domanda più frequente è: cosa fare? Si può indicare una terapia? Assolutamente no, perché intanto perché il responsabile di farmacovigilanza secondo normativa è un farmacista e il farmacista non può prescrivere assolutamente nessun farmaco. Ovviamente il nostro ruolo è la raccolta tempestiva di qualsiasi segnale di reazione avversa o qualunque problematica legata all'assunzione di qualsiasi farmaco, anche se in questo momento l'attenzione è concentrata sui vaccini, e prontamente segnalarlo all'AIFA, questo per assicurare, come le dicevo prima, un giusto rapporto rischio-beneficio a favore della popolazione. Io posso consigliare, quello che consiglio è sempre di rivolgersi al proprio medico curante per eventuali inquadramenti terapeutici del caso. Ma quali sono i sintomi post-vaccino più comuni che però non devono allarmare? Il mal di testa, un po' di rialzo febbrile, un po' di nausea, sono gli eventi più comuni, dove incide anche un po' la psicologia del paziente in questo periodo, perché ovviamente la campagna mediatica è molto concentrata sulla vaccinazione e sugli effetti del vaccino. E anche a Reggio ci sono le stesse problematiche, ne abbiamo parlato con il neocommissario Scaffidi. La carenza di vaccini investe tutta la regione da nord a sud, anche nel Reggino mancano le dosi e la campagna va a rilento, così come in tutta la Calabria. La situazione qui non è che è differente poi dalle altre parti della Calabria. Il problema che sta a monte di tutto è che si crea un'organizzazione per raggiungere un obiettivo che è la vaccinazione, ma noi non abbiamo contezza delle risorse per raggiungere questo obiettivo, perché come ormai a tutti noto si era preso l'impegno per ricevere una certa quantità di vaccini, ma poi l'avete detto tutti, Pfizer è ridotto, i contratti non si capiscono quali sono, AstraZeneca è sospeso, quindi certamente si sta creando un vuoto, ma questo non dipende né da chi vaccina né da Catanzaro, io oserei dire nemmeno da Roma, perché si va sempre giustamente alla ricerca di responsabilità. Però se le ditte produttrici non rispettano i contratti, allora credo che le cose stanno molto al di sopra di noi. Gli interventi da fare sono interventi politici, non certamente giudiziari, che non hanno nessun senso in questo momento. Io cito sempre questa vicenda. Il premier israeliano Netanyahu ha vaccinato nel giro di 2 mesi, un poco più, tutta la popolazione israeliana. Al giornalista gli ha chiesto come ha fatto. Lui ha detto: è stato molto semplice, ho alzato il telefono e ho chiesto al proprietario di Pfizer di mandarmi i vaccini. Allora questa la dice lunga, non è che il proprietario di Pfizer dopo la telefonata nel pomeriggio ha prodotto 2 milioni di vaccini, li ha spostati da una parte all'altra, perché è sempre il dio denaro che prevale, e quindi è chiaro che a qualcuno le avrà sottratti. Allora forse l'Europa, anziché interessarsi della forma del pomodoro, dovrebbe in questo momento di pandemia gravissimo puntare i piedi e pretendere il rispetto dei contratti, perché noi siamo condizionati dal numero di vaccini che arrivano,
ce ne promettono 10 e ce ne arrivano 4. Quindi questo ci impedisce totalmente una qualunque organizzazione. Le aspettative disattese alla base dei ritardi, ma la collaborazione fra ASP dà una mano in questo momento particolare. Si è sviluppato un meccanismo di grandissima solidarietà, non solo istituzionale, ma anche personale, coordinati anche dal Presidente della Regione e dal Commissario, dove ognuno presta all'altro quello che può. E io sono un esempio vivente oggi. Il mio autista è andato a Crotone, a Catanzaro e a Vibo a ritirare dosi di vaccini che non avevamo e sono state non gentilmente, con entusiasmo concesse da quelle aziende. Ci ho lavorato fino a stanotte perché oggi rischiavo di non poter fare seconde dosi, ma con questo meccanismo di grandissima solidarietà invece ci diamo una mano l'un con l'altro. Però in un momento così grave la solidarietà non basta, occorre che il governo punti i piedi e pretenda quello che è giusto pretendere per gli italiani. Intanto la Calabria è l'unica regione italiana che ha un divario quasi del 30% fra dosi somministrate e dosi consegnate. Il perché lo vediamo in questo servizio. Calabria sempre ultima per somministrazione di vaccini. Ad oggi sono state inoculate il 68,7% delle dosi disponibili, ossia 176.156 sulle 256.500 consegnate. Perché si va così a rilento? Il divario tra le fiale utilizzate e quelle ancora in stand-by supera la percentuale del 25%. Solo ieri il consigliere regionale Carlo Guccione ha denunciato il fatto che migliaia di dosi giacciano nei frigoriferi. Il presidente facente funzioni Nino Spirli si è giustificato così. E noi siamo comunque obbligati a tenere un 30% in frigorifero per garantire l'inizio delle seconde dosi. La domanda è: solo la Calabria ha il problema dei richiami? Perché nelle altre regioni le fiale per la seconda dose non vengono messe da parte? La provincia autonoma di Bolzano ha somministrato più del 90% delle dosi disponibili, così come la Valle d'Aosta, la Campania più dell'86%, così recita il sito del governo. Non è un problema questo della seconda dose e dunque del richiamo che dovrebbe avere tutta l'Italia? È nella gestione dei vaccini che qualcosa non torna? L'ultima riunione la scorsa settimana dell'unità di crisi regionale ha istituito un punto unico di stoccaggio a Catanzaro. Si sperimenta mentre la campagna vaccinale rallenta e stamani, per esempio, a Celico nella Presila Cosentina si è dovuto rinviare a data da destinarsi le vaccinazioni degli over 80 previste per oggi. 130 anziani pronti, qualcuno aveva anche prenotato l'ambulanza e rimandati a casa. E preoccupa l'aumento dei positivi in Calabria. Oggi se ne registrano 311, 4 le nuove vittime. Intanto Bisignano e Cariati sono stati dichiarati zone rosse. Contagio ancora in crescita in Calabria. Nelle ultime 24 ore registrati 311 nuovi positivi su 2.821 tamponi effettuati. È il Cosentino l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 120, Catanzaro 33, Crotone 61, Vibo Valencia 12, Reggio Calabria 85. Cresce il numero dei ricoveri: 277 i posti letto occupati in reparto, mentre sono 29 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Oggi si registrano altri 4 decessi che portano a 740 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. E ora vi mostriamo, a proposito di aumento dei casi soprattutto nella provincia di Cosenza, vi mostriamo una foto scattata da un nostro telespettatore che mostra appunto 2 ambulanze in coda ferme sul piazzale del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza con pazienti a bordo in attesa da ore. La prima, ci dicono, è arrivata alle 13 con 2 pazienti Covid in attesa del ricovero. La seconda invece è arrivata intorno alle 16 con un paziente che necessita, secondo
raccontando quanto si è appreso di una TAC, ma le tende Covid allestite nella divisione d'emergenza hanno tutti i posti occupati e si sta cercando una soluzione che purtroppo non arriva. Gli ospedali della provincia di Cosenza sarebbero tutti in affanno e gli ammalati rischiano di rimanere ancora a lungo nei mezzi di soccorso. Adesso ci spostiamo ad Acri, dove il sindaco è preoccupato proprio per l'aumento del numero del contagio e attiva una serie di misure per proteggere la sua città. Preoccupa l'aumento dei casi nel comune di Acri. Il sindaco ha disposto una serie di misure per evitare che il numero di positivi cresca ulteriormente, disposta la DAD per le scuole, no agli assembramenti. Siamo preoccupati perché nell'arco di 9 giorni noi abbiamo avuto un aumento considerevole di contagi. Mi riferisco a 81 positività a test rapido antigenico, in più abbiamo 27 positivi al molecolare, quindi sono esattamente 98 in tutto. Quello che ci ha preoccupato e mi ha spinto intanto a sospendere l'attività in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, l'indice di positività che noi abbiamo calcolato, cioè negli ultimi 9 giorni l'indice di positività sulla base, che si calcola sulla base del numero dei test rapidi o test molecolari che vengono effettuati, è di molto superiore all'indice di positività nazionale. Io attualmente ho emesso più di 300 ordinanze di quarantena da contatto negli ultimi 9 giorni e ho isolato 8 classi. Io mi sono assunto la responsabilità di sospendere l'attività in presenza delle scuole chiudendole, anche in considerazione dell'indice di positività e del numero delle ordinanze, come dicevo prima, di quarantena da contatto che in questi giorni verranno sottoposti a tampone, perché è chiaro che se i positivi al molecolare vengono confermati e le quarantene da contatto dovessero diventare da contatto cambio status in positivi, allora la situazione diventerebbe molto preoccupante. E sono tanti i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole da nord a sud della nostra regione, intanto anche i sindacati al fianco dei cittadini proprio nella lotta alla vaccinazione e alla sanità adeguata. Caos vaccini e sanità in affanno, la triade sindacale ha organizzato una manifestazione per chiedere chiarezza e trasparenza. CGIL, CISL e UIL scenderemo in piazza, saremo in piazza 11 settembre per manifestare contro il caos dei vaccini e le questioni legate alla disastrata sanità cosentina e calabrese. Questa manifestazione segue l'esposto denuncia che abbiamo fatto in questi giorni alla Procura della Repubblica per richiedere appunto una trasparenza sui vaccini, una somministrazione efficace, un superamento dei ritardi e la garanzia del diritto alla salute che oggi è fortemente negato ai cosentini e ai calabresi. Solo un dato: su circa 260.000 dosi consegnate, ad oggi ne sono state somministrate meno di 180.000. Abbiamo 80.000 dosi che non sono state somministrate e alcune migliaia che sono del tutto scomparse. Non si sa a chi sono state somministrate. Chiediamo quindi al prefetto di Cosenza di intervenire su questa questione, di far sì che si faccia luce su quello che è avvenuto, ma che si metta mano alla disorganizzazione e che si insista anche sulle assunzioni che sono state già decise dallo stesso commissario ad acta Luigi Longo, che per la verità, forse in mancanza della squadra, sembra disorientato, sembra disperso. Non sappiamo se c'è in questa nostra Calabria.
Gli uffici intanto della motorizzazione di Cosenza oggi sono rimasti chiusi a causa del Covid. Il 25% dei dipendenti fa i conti con il virus. È stata disposta la sanificazione dei locali, ma domani si riapre e cresce il timore del contagio all'interno e anche all'esterno della struttura. Questa è la circolare arrivata ieri nelle autoscuole di Cosenza. La motorizzazione comunica la sospensione temporanea delle attività perché, è proprio scritto nero su bianco, a seguito di ulteriori casi di Covid pari al 25% del personale impiegato, si procederà alla sanificazione. Dunque oggi uffici chiusi. C'è preoccupazione, nessuno è autorizzato a rilasciare interviste, ma la paura è tangibile dentro e fuori lo stabile di Via Popilia, perché già domani si tornerà al lavoro e significa aprire le aule per i quiz a 20 giovani per il conseguimento della patente di guida ogni turno. In realtà 100 persone tra mattina e pomeriggio. Contemporaneamente si proseguirà con il ricevimento di quella che viene definita utenza professionale, ritiro targhe, duplicati, patenti, autoscuole. La circolare rende conto di 7 contagi. Basta la sanificazione e la chiusura di un giorno? E la domanda di chi non si sente sicuro e vorrebbe protrarre la chiusura degli uffici per la propria sicurezza è quella di un'utenza molto vasta. Intanto i commercianti non sono affatto contenti della misura adottata dal governo della zona arancione, temono per le loro aziende, dicono è la mazzata definitiva. Prime ore in arancione, con maggiori restrizioni da seguire. Eccolo l'umore dei calabresi a poche ore dal cambio di fascia. Sono utili perché la gente non sa controllarsi. È giusto che sia così perché è una questione di sanità per la Calabria. Sarà una catastrofe, purtroppo è impossibile evitarlo. E più persone vengono vaccinate e prima si uscirà da questa pandemia. La gente non sa regolarsi e quindi di conseguenza o fa troppo oppure rimane chiusa. Sicuramente non è una bella cosa, aperture, chiusure, colori che cambiano e soprattutto i commercianti non sono contenti, siamo vicini, siamo solidali, speriamo che questo brutto periodo passi in fretta. O si fa un lockdown totale anche di un mese dove tu azzeri di nuovo tutto, si va avanti con i vaccini e cerchi quindi poi di ripartire, altrimenti questi cambiamenti di colori e queste chiusure di bar per mettere ancora più in difficoltà chi ha attività commerciali di ristoro e lasciare negozi aperti e scuole aperte non ha proprio senso. Cambia il colore, così come è cambiato il premier in carica, ma non cambiano i problemi degli esercenti calabresi che sono costretti ad adeguarsi, a sottostare o meglio a resistere nuovamente alle restrizioni imposte dal governo, stanchi, disillusi e amareggiati per quello che loro definiscono un vero e proprio accanimento contro la categoria. Ci possiamo sentire peggio di un anno fa. Cioè senza speranza, senza nessuno, cioè voglio dire, anche perché io personalmente sono molto scettico su quello che questi singhiozzi avanti e indietro possano produrre. Ma che senso ha che la gente non si sieda a un tavolo e poi va a fare la fila con 50 persone in un negozio di abbigliamento? Cioè o c'è o non c'è il virus. Così facendo credo che una buona percentuale, 60-70%, dovremmo chiudere perché non ci si fa più. Il sacrificio deve essere valido per tutti. Invece si trova un settore mezzo aperto, l'altro chiuso, le scuole così e colà, uno dice la sua, un altro dice la mia e qua non se ne esce più. Speriamo bene, cerchiamo di tenere duro, ma non so se ce la faremo stavolta. E così inizia un altro rigido periodo di sacrificio per bar e ristoranti che più che in arancione vivono in un profondo nero e se alcuni di loro ancora resistono con la speranza di un imminente cambio di rotta, per altri la soluzione è stata chiara. Non vediamo vie d'uscita, non vediamo spiragli. Intanto vediamo la relazione del TAR della Calabria. Per effetto proprio della pandemia nel 2020 ci sono stati meno ricorsi, contenzioso in aumento proprio sulle ordinanze di chiusura.
Negli ultimi mesi il TAR della Calabria ha bocciato per ben 2 volte le ordinanze del presidente facente funzioni Spirlì sulla chiusura delle scuole, decisioni assunte in tempi rapidissimi dal Tribunale amministrativo regionale. Ebbene, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario c'è un passaggio della relazione del presidente del TAR della Calabria, Giancarlo Pennetti, in cui si precisa che la norma processuale non solo consente, ma nella sostanza sollecita una decisione da adottare in tempi ragionevolmente rapidi. Nel 2020, si legge ancora nella relazione, ci sono stati meno ricorsi per effetto della pandemia, sono stati 1597 quelli presentati nell'ultimo anno, 365 in meno rispetto al 2019. La diminuzione, ha spiegato il presidente Pennetti, riguarda in particolare 2 voci importanti, ossia le autorizzazioni e concessioni e le esecuzioni del giudicato. È anche significativo il calo dei ricorsi di ottemperanza, in quanto rimanda sia alla persistente grave situazione finanziaria di non pochi enti locali calabresi, sia a quella di diversi enti sanitari, ASP e aziende ospedaliere. Per altro verso, si legge ancora nella relazione, la crisi epidemica ha invece letteralmente gonfiato dati che costituiscono altrettanti indici rivelatori dell'esistenza ormai di un vero e proprio contenzioso giurisdizionale direttamente o indirettamente riconducibile alla grande emergenza in atto. Si pensi ai ben 61 ricorsi presentati nel 2020 a fronte dei 9 del 2019 di impugnativa di ordinanze contingibili e urgenti. Si tratta, specifica il presidente del TAR Calabria, di controversie inerenti all'impugnativa di provvedimenti eterogenei, tra le quali rientrano sia l'ordinanza regionale che consentiva in Calabria la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavolo all'aperto, sia quella sempre regionale che disponeva l'obbligo di vaccinazione anti-influenzale a carico di alcune categorie di soggetti, sia quelle che disponevano misure di isolamento domiciliare per ragioni sanitarie e anche quelle che, sempre adottate all'insegna dell'emergenza epidemica, hanno interessato il tormentato tema delle scuole, soprattutto materne, elementari e medie, sotto il ben noto profilo inerente alla didattica che, secondo sindaci e presidenti di regione, per ragioni di contenimento del diffondersi dell'epidemia, avrebbe dovuto essere effettuata a distanza. Da qui conclude la relazione di un numero di provvedimenti cautelari del TAR, monocratici e collegiali, adottati nell'anno 2020, ben più elevato rispetto a quello degli anni scorsi. I decreti cautelari presidenziali sono stati infatti ben 276 a fronte dei 142 del 2019, mentre le ordinanze cautelari sono state 420 a fronte delle 381 del 2019. E torniamo invece ad occuparci adesso del processo Rinascita Scott, in corso di svolgimento proprio nell'aula bunker di Lamezia. È stata chiesta la ricusazione di 2 giudici. Sarà la Corte d'Appello di Catanzaro a pronunciarsi sulla richiesta di ricusazione di 2 dei 3 giudici del processo Rinascita Scott. Secondo gli avvocati Nunzio Raimondi e Pietro Chiodo, difensori di Francesco Stilo, anche lui avvocato accusato di essere contiguo all''ndrangheta, la presidente Brigida Cavasino e il giudice al latere Gilda Daniela Romano hanno già valutato alcuni fatti e fonti di prova confluiti poi nel processo Rinascita Scott. Secondo i 2 avvocati, la presidente Cavasino e la giudice al latere Romano potrebbero essere condizionate alla loro precedenti valutazioni. Intanto proseguono nell'aula bunker di Lamezia Terme le udienze di quello che è considerato il più grande processo all''ndrangheta, con oltre 400 imputati. Alla sbarra, lo ricordiamo, i boss delle principali cosche del Vibonese come i Mancuso, i Lobianco, i Fierei, Razionale, ma anche tanti colletti bianchi, professionisti, politici, imprenditori, rappresentanti delle forze dell'ordine legati alla massoneria deviata in rapporto con le cosche vibonesi. Per il maxi processo adesso sono state autorizzate le riprese televisive, anche se con molte prescrizioni. Riflettori accesi dunque su un processo che non è solo calabrese. La sera del 19 dicembre del 2019 il blitz condotto dai carabinieri portò ad arresti in ogni parte d'Italia. Un blitz, spiegò Gratteri, scattato con 24 ore di anticipo perché le forze dell'ordine avevano scoperto che i boss sapevano dell'operazione che stava per essere messa in atto. L'inchiesta restituisce uno spaccato della pervasività dell''ndrangheta. In 4 anni di indagini coordinata alla DDA di Catanzaro, i carabinieri hanno monitorato e intercettato decine e decine di uomini dei clan. Al centro c'è la cosca guidata da Luigi Mancuso e decine di clan collegati alla potente famiglia di Limbadi. Erano loro a comandare su Vibo e sulla provincia. Nel corso del maxi processo è prevista l'escussione di oltre 2000 testimoni fra accusa e difesa. La sentenza, secondo le più rosee previsioni, dovrebbe essere emessa nel 2023.
Parliamo invece adesso di calcio di Serie B, perché nell'anticipo pomeridiano il Cosenza non va oltre il pari al Marulla con il Vicenza, in serata invece la sconfitta della Reggina Brescia, ma vediamo invece le immagini che si riferiscono alla gara del Marulla fra Cosenza e Vicenza. Secondo pari consecutivo, il 16° stagionale per il Cosenza, che non riesce a sfruttare la superiorità numerica e a strappar via l'intera posta in palio al Marulla contro il Vicenza. Nella sfida infrasettimanale la squadra di Occhiuzzi, condannata a vincere per uscire dalla zona calda della classifica, non riesce a chiudere la sfida dopo essere passata in vantaggio all'8° minuto del primo tempo. Il gol arriva sull'asse Carretta-Iozzi, con il primo che va in velocità sull'out di destra, scarica sul compagno tutto solo che non sbaglia e sblocca il risultato. La risposta degli ospiti è affidata prima al tiro di Cinelli, che va fuori di poco, e poi la conclusione di Padella deviata assume una strana traiettoria e termina di poco alta. I vicentini ci provano a ristabilire la parità, ma Falcone è attento, e anche quando il direttore di gara concede un tiro dagli 11 metri per l'intervento falloso di Gerbo ai danni di Lanzafame, l'estremo rossoblù sale in cattedra e para il rigore, salvando Porta il risultato. Nella ripresa però i veneti salgono in cattedra e al pronti via arriva subito il pari, con Valentini che sul corner svetta più in alto di tutti e firma l'1-1. Da rivedere invece a questa situazione, su cui recriminano i padroni di casa, con il tiro ravvicinato di Iozzi che viene respinto sulla linea di porta da Cappelletti, forse con un braccio. Per l'arbitro però è tutto regolare, poi arriva il secondo giallo per Cappelletti per questo fallo su Vera, così gli ospiti rimangono in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in più però sono davvero poche le azioni imbastite dai rossoblù per vincere la sfida, e così la gara scivola via sul risultato di parità. Resta l'amarezza per un'occasione persa, e all'orizzonte c'è un'altra sfida salvezza in trasferta contro la Reggiana. Vista pure la superiorità numerica, sicuramente sono 2 punti persi. Oltre nella superiorità numerica, quello non mi è piaciuto dopo il gol, il primo tempo, l'abbassarsi, cosa che non volevo, e dovevamo reagire diversamente su alcune uscite. Per quanto riguarda il gol sul calcio d'angolo, abbiamo cambiato modo di difenderci dalla partita scorsa, dove a Salerno abbiamo difeso bene. Il primo tempo avevamo anche difeso bene, in quell'occasione marcando a zona, nella zona c'è chi deve andare a impattare la palla in avanti, e quindi lì poi se perdi il duello, ma lo puoi perdere sia quando marchi a uomo, quando marchi a zona, quindi normale, abbiamo cercato di cambiare qualcosa per dare più sicurezza, e oggi si è ritornato a prendere gol. Vediamo invece come hanno chiuso le borse. Seduta lievemente positiva per le borse europee, mentre Wall Street viaggia contrastata in vista della riunione della Fed. L'Istituto di Washington diffonderà le proiezioni economiche aggiornate, mentre dal Presidente sono attese indicazioni soprattutto sull'approccio del FOMC nei confronti dei tassi di interesse, dopo la recente impennata dei rendimenti che ha sollevato preoccupazioni in merito ad una risalita dell'inflazione e dei costi di indebitamento a medio-lungo periodo. I mercati valutano il potenziale impatto di un piano di spese per le infrastrutture e di un aumento della pressione fiscale da parte dell'amministrazione Biden per finanziare la propria agenda economica. In Europa tiene banco la questione vaccini, dopo che Italia, Germania e Francia hanno sospeso precauzionalmente la somministrazione dei vaccini di AstraZeneca. Giovedì l'EMA si pronuncerà sull'utilizzo del farmaco, ma ha già affermato che i benefici continuano ad essere superiori ai rischi. Dall'agenda macro sono poi giunti in giornata i dati positivi sull'indice ZEU tedesco di marzo, in aumento a 76,6 punti contro i 74 attesi, e quelli sotto le attese sulle vendite al dettaglio e produzione industriale negli Stati Uniti, rispettivamente a meno 3% e a meno 2,2%. Così il FTSE MIB di Milano chiude il rialzo dello 0,5%, positivo anche il FTSE 100 di Londra a più 0,8%, il DAX di Francoforte a più 0,7%, il CAC 40 di Parigi a più 0,3%, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,2%. Oltreoceano il Dow Jones arretra dello 0,4%, l'S&P 500 è sostanzialmente invariato e il Nasdaq guadagna lo 0,6%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra leggermente a 1,19, il dollaro yen è poco mosso a 109. Tra le materie prime perdono terreno le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1% a $68,2 e il WTI a meno 1,2% a $64,6. Sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 96 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%.
Tornando a Piazza Affari, fra le aziende a maggiore capitalizzazione, bene Banco BPM a più 3,7%, Diasorin che rimbalza a più 2,7% e Inuit a più 2,5%, in calo Saipem a meno 2% e Buzzi a meno 1,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.